Insulti veneti con la B. Bacaea, persona un po' stupida. Muso da bacaea, faccia da baccalà, faccia di uno stordito. Un altro modo per inserire questo insulto è metterlo in una minaccia. Te batto come un bacaea. Femmine, cani e bacaea, più che te i batti e più i zeboni. Si usa anche per indicare qualcosa che puzza in modo acre. Gheseddo robe al mondo che sa da bacaea. Una ze bacaea. Basa banchi, bigotto, letteralmente colui che bacia i banchi della chiesa. Il termine viene usato per descrivere coloro che sono particolarmente ligi ai doveri della chiesa e soprattutto a giudicare il prossimo. Talvolta si dimostrano peggiori dei peccatori perché predicano bene ma razzolano male. Bellumat, bellunese, della provincia di Belluno. Ora, come questo possa risultare un'offesa, proprio non ce lo spieghiamo. Qualsiasi cosa fosse, si tratterebbe certamente di becere supposizioni, certamente mendaci. Bravo Damian, bravo da Milano, persona molto professionale. Si dice di persona molto saccente che ostenta il proprio sapere, proprio come la maggior parte di quelli da Milano. Oh, se arriva il bravo Damian, usato anche per dire tutto il contrario. Oh, se arriva il bravo Damian. Dai. Burata scorese, setaccia scoregge. Detto di qualcuno che non sa far nulla e spesso compie azioni inutili. Bronza coerta, brace coperta. Si tratta del carbone ardente che spesso rimane sotto la cenere, che sembra spento ma in realtà ancora acceso e pronto a bruciare chi si avvicina. Detto di persona che sembra tranquilla ma che in realtà è irascibile, violento, fumantino. Io sapevo che ti giri una bronza coerta, ti se vede. E per ultima, ma solo per oggi, buraneo, persona che viene dall'isola di Burano, detto per dire di qualcuno che è avaro. Sarà vero? Ditemelo voi, buranelli.